Bentornati a Televignole. Questa è la trasmissione che si chiama tuttora Sagonte e come avrei capito è una trasmissione che cerca di aiutarvi per i doloretti, i dolorini, per i doloroni invece che andare all'ospedale da medico, insomma. Sta qua alla fine è in due parti, in due tocchi. Una come dalle due, che è quella che fa adesso, e dopo che sarà anche un tocchettino pratico, proprio per capire meglio di cosa fare, di cosa si tratta. Allora, ancora parliamo del ronzegar. Il ronzegar, che soprattutto dei notti, perché dal dì uno sta lì, ma dei notti, e soprattutto se si è sposai, se si è morosi, insomma, se dormi nel letto con de uno o de una, a parte che qui affari vostri, ma ronzegar e crea problemi sia al naso, al corpo, perché crea insomma casini. Mi dice che ogni tanto pare che te mori, per esempio, no? Invece dopo te risusciti, no? A parte che la settimana è giusta, questo, ma il ronzegar crea anche problemi alla coppia. Cioè non la coppia fotocopia, proprio alla coppia con doppi, come dice italiano. Cioè uno deve stare sveglio tutta la notte perché questo qui che ronzega, no? E allora cosa bisogna fare? A parte che mi intendo che sono insomma, 2 volte che mi sposo, spero di sposarmi una terza perché ordina la sala da pranzo e ordina i fiori, insomma, vabbè, prende democrata qui. Dopo, con quel che dorme, con quella che dorme con voi, perché parlo del mio caso proprio personale, insomma, che è una specie di evoluzione, no? Allora, all'inizio te fai i versi, cioè per del micio, no? Se non funziona quello, ti tacca via a morte un po' con le spalle, ti dà un po' di scordonzini, dai amore, dai smetti, dai, no? Evoluzione perché? Perché dopo, che dà fastidio sto ronzegar, le arriva a dare quelle peane, nei stinchi, nelle tibie, quelle robe che ti stai male, ma male, te le levi su proprio come essere una sotto un tir, no? E dopo l'ultimo stadio lei mi continua, dormo più, vado da mia mamma se abita vicina o vado o no, o te vai te sul divano, mi sto qui, cioè comincia la crisi vera. Cosa bisogna fare allora quando si arriva a questi punti? Intanto bisogna calare un buttazzò, la pazzotta, perché dice che è colpa del fatto che sono ciccioni, no? Non so per cosa che c'entra con il ronzegar essere ciccioni, comunque dice che la colpa è quella. Dopo, se anche buttando zo quei 2-3 grammi, perché insomma buttare zo chilo per il ronzegar, cioè anche se ti butti zo, cioè non so, invece che mangiare 3 panetti, te mangi 2 3/4, è tanto, no? Allora bisogna, quando è proprio grave il discorso, bisogna andare all'estero, non a casa, perché purtroppo chi è Vignore non è all'ospedale, doveva farlo qui a Sacro Cuore, non ha promesso anche all'ottobre, promessa. Però tanto, purtroppo bisogna andare all'estero a Arco, all'ospedale di Arco, che il Gazzon, bella baradana, nel senso che il Gazzò proprio controlla tutto, dà le macchinote, ma di questo magari parli nel prossimo tocchettino che è proprio pratico. Tanto spero di avere di qualcosa che serva, insomma, soprattutto quelli che ronzega. Stai attenti che la sposa, occhio.